Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Interrogato nuovamente il capitano della Bayesian, il veliero di lusso affondato a Porticello nel Palermitano. Deve chiarire la posizione della deriva e se il portellone era aperto. Stasera momento di preghiera sul lungomare. Ha preso in giro mio cugino e gli spara. Nell'Agrigentino un ragazzo di 29 anni è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima, un ragazzo di 23 anni colpito alla schiena, rischia di rimanere paralizzato. Il concerto della discordia nella Valle dei Templi di Agrigento, polemiche per la spesa da 1 milione di euro stanziata dalla Regione per il volo, 2 le serate da registrare che saranno trasmesse a Natale sulla TV nazionale. Catania tra spazzatura e cenere, multe da 20.000 euro e a chi abbandona rifiuti in strada a Catania. Parte la linea dura da parte della società che gestisce la raccolta. La colonnina sperduta a Catania, a procurarsi il biglietto delle strisce blu non è sempre agevole, macchinette per pagare il parcheggio distanti l'una dall'altra o poco visibili. Calcio Serie B, Palermo sconfitto a Pisa per 2-0 per i rosanero, è il secondo KO consecutivo ed è già crisi. Per la Serie C il Catania non va oltre lo 0-0 a Potenza contro il Sorrento, rosso-azzurri senza punte e con un organico ancora da completare. Bentrovati, nuovo interrogatorio del comandante della Bayesian. I magistrati vogliono riscontrare quanto dichiarato dai passeggeri sullo stato dell'imbarcazione, in particolare sui portelloni aperti e sulla posizione della deriva. Nei prossimi giorni saranno riascoltati tutti i membri dell'equipaggio rimasti in Sicilia su richiesta della procura. Sono rientrati oggi in Gran Bretagna invece gli altri 5 superstiti. Manlio Viola. Troppe incongruenze fra le testimonianze dell'equipaggio e quelle dei superstiti, soprattutto alla luce delle immagini del robot subacqueo che ha mostrato agli inquirenti le condizioni del relitto del Bayesian affondato a Porticello prima dell'alba dello scorso lunedì. Per questo la procura di Termini Imerese ha deciso di sentire di nuovo il comandante neozelandese della nave, James Catfield. Domande precise, quelle alle quali gli investigatori vogliono risposte, per capire ad esempio se i portelli laterali fossero aperti, quale fosse la posizione della deriva dell'imbarcazione e altri importanti dettagli tecnici. Oggi 5 dei superstiti hanno lasciato la Sicilia per tornare in Gran Bretagna. Sono rimasti all'hotel Domina Zagarella invece i membri dell'equipaggio ai quali la procura di Termini ha chiesto appositamente di restare per essere riascoltati uno ad uno alla luce degli elementi fin qui raccolti nell'inchiesta. Dopo aver verbalizzato le nuove testimonianze, saranno 2 gli eventi clou della prossima settimana: gli incarichi ai periti per eseguire le autopsie sui corpi delle 7 vittime, che saranno probabilmente accompagnati dall'emissione dei primi avvisi di garanzia, e l'analisi dei piani di recupero del relitto che verranno presentati dalla società armatrice della nave, che si occuperà anche economicamente del recupero. Grande attenzione ai temi ambientali, visto che nei serbatoi ci sono ancora 18.000 litri di gasolio. Le modalità di recupero dovranno essere concordate e approvate da Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e Procura. Per 200 metri intorno all'area dell'affondamento infine è stato istituito il divieto di navigazione e di avvicinamento anche a sub e bagnanti. Il naufragio del Bayesian ha messo in evidenza la necessità di investire sui nuclei specializzati dei Vigili del Fuoco, come appunto i sommozzatori che sono entrati in azione a Porticello. La denuncia del sindacato. Sentiamo. Ricordiamo che negli anni questa organizzazione sindacale ha denunciato più volte come in Sicilia c'è necessità di avere 2 nuclei sommozzatori completi e di avere delle sezioni navali con ripristino dell'organico, perché stanno andando in via di esaurimento e di estinzione. Si rischia di non avere più un soccorso tecnico urgente in mare. Questo è quello che sta accadendo. Ricordiamo già interventi simili come la Costa Concordia, come il recupero nelle acque di Lampedusa purtroppo dei naufragati. I vigili del fuoco quotidianamente operano e fanno questa tipologia di interventi, pertanto non è una novità che facciamo immersioni simili, che si facciano degli interventi simili. Vogliamo rispetto e tutela per una categoria che è veramente martoriata, osannata e poi dimenticata.
Offende il cugino disabile, lui gli spara e la vittima rischia di rimanere paraplegico. È stata un'alba di fuoco nell'Agrigentino, in un paese di poco più di 1000 abitanti. Un 29enne è stato arrestato per tentato omicidio. Emanuela Corsi. Gli sfotò, poi la lite e infine lo sparo per difendere il cugino disabile che veniva deriso. Sarebbe questo il movente del tentato omicidio avvenuto questa mattina a Ioppolo Giancaxio, nell'Agrigentino. A premere il grilletto Francesco Russo, un commerciante 29enne incensurato che è stato arrestato e portato in carcere. Il ferito, un giovane di 23 anni, rischia invece di restare paraplegico. La lite è scoppiata poco prima dell'alba in piazza Kennedy, davanti al bar panificio di proprietà di Russo. Quest'ultimo avrebbe raccontato ai carabinieri di essersi recato a casa della zia per prendere la pistola, poi sarebbe tornato indietro cercando il concittadino che più volte avrebbe preso in giro il cugino disabile. Ci sarebbe stata una zuffa durante la quale il 29enne è stato colpito con un calcio in pieno volto. A distanza ravvicinata poi Russo avrebbe esploso un colpo di pistola all'addome della vittima. Ai militari ha fatto trovare pure l'arma, una pistola a tamburo calibro 44 con matricola a brasa che aveva un altro colpo in canna. La procura e i carabinieri hanno interrogato il 29enne, dato che quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti non può essere utilizzato al processo, ma Russo in presenza dei legali si è avvalso della facoltà di non rispondere. La vittima invece è ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue condizioni sono gravissime. Il proiettile gli avrebbe attraversato il polmone, andandosi a conficcare a metà della colonna vertebrale, danneggiando il midollo spinale. Fine settimana di pieno controesodo. Oggi il traffico è tornato alla normalità, mentre ieri e venerdì sono state giornate da bollino rosso sulle autostrade siciliane, con lunghi incolonnamenti anche a Messina per gli imbarcaderi. Sentiamo Simona Mazzone. Vacanze concluse e ferie esaurite per molti italiani che questo fine settimana si sono messi in moto per il rientro. Da lunedì si torna al lavoro e così è partito già venerdì il controesodo del weekend. Fino a ieri situazione critica sulle strade e autostrade siciliane, specie sulla A19, la Palermo-Catania, e sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, che hanno registrato traffico intenso. Oggi la circolazione è tornata alla normalità anche su quelle arterie più critiche dopo 2 giorni da bollino rosso. Rallentamenti invece riscontrati dal personale dell'ANAS sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria, con auto in coda a Villa San Giovanni per gli imbarcaderi che portano in Sicilia, con circa un'ora di attesa. Si è invertita la situazione per chi dalla Sicilia vuole raggiungere le coste della Calabria coi traghetti. Fino a ieri almeno 2 ore di attesa con lunghi incolonnamenti a Messina in Viale Boccetta, mentre oggi il traffico è tornato alla normalità in attesa dell'ultimo rientro a cavallo tra agosto e settembre della prossima settimana. Chi va via dalla Sicilia si lascia alle spalle calde giornate di sole che ancora caratterizzano l'isola, dove un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo assolato ovunque, ad esclusione di qualche nuvola nelle zone interne, mentre tempo un po' più instabile potrebbe arrivare a metà della settimana prossima, prima di un possibile ritorno alle alte temperature che hanno caratterizzato quasi tutto il mese di agosto. Weekend di controesodo segnato anche da gravi incidenti mortali, uno sulla A18, l'altro nel Ragusano. Nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A18 Messina-Catania in direzione del capoluogo etneo un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un'autovettura in transito verso Catania. Inutili i tentativi di salvarlo. Nel Ragusano invece un'automobile ha investito un monopattino ieri sera lungo la strada tra Vittoria e Scoglietti. Morti dopo il trasporto in ospedale i 2 giovani tunisini che, contrariamente a quanto previsto dalla legge, erano sul veicolo a 2 ruote. La sicurezza come costo aggiuntivo, pagano anche questo i migranti. In alcuni casi le traversate si svolgono con la scorta di gommoni o di droni, un modo per garantire maggiore sicurezza alle persone disposte a pagare di più il servizio aggiuntivo. 22 siriani ed egiziani soccorsi hanno raccontato di aver pagato fino a 6.700 euro. Per la stessa cifra altri hanno riferito di essere stati accompagnati da una nave madre prima di essere stati trasbordati su un gommone. Salgono a 6 con un totale di 210 persone gli approdi di oggi a Lampedusa. Cambiamo argomento. A fine agosto il Volo registrerà 2 concerti ad Agrigento. Nel 2025 sarà capitale italiana della cultura. Lo spettacolo sarà trasmesso a Natale sulle reti nazionali, operazione da più di 1 milione di euro finanziata in gran parte dalla regione siciliana ed è già polemica. Luca Ciliberti.
Costerà 1,2 milioni di euro, 900 da parte della regione siciliana, 300 da parte del governo nazionale, e la Valle dei Templi rimarrà chiusa per 2 giorni, il 31 agosto e il 1 settembre. La polemica per il concerto natalizio del Volo, che andrà in onda sulle reti Mediaset per la notte di Natale e sull'emittente pubblica televisiva statunitense PBS, è diventata anche oggetto di scontro politico. La critica che ho sollevato verso il concerto del Volo non è fine a se stessa, è semplice. In un momento storico in cui ad Agrigento manca persino l'acqua, cosa fa la regione siciliana? Pensa di spendere 1 milione di euro per un concerto che, con tutto il rispetto per il Volo, dovrebbe promuovere Agrigento capitale della cultura. Per promuovere Agrigento capitale della cultura bisogna fornire a quella città gli strumenti necessari per una città normale. Nei giorni scorsi la regione ha reso noto l'iniziativa che ha lo scopo di lanciare nel mondo Agrigento capitale della cultura 2025. Per tutelare l'importante patrimonio archeologico del sito sono stati autorizzati al massimo 600 posti a sedere a sera, un concetto che ha suscitato clamore anche perché è stato richiesto di indossare abiti non estivi, proprio perché lo spettacolo andrà in onda a fine anno. Un'inversione di rotta a partire anche dalla congruità dei costi e dalla modalità di affidamento, che anche in questo caso è fatta tutto con affidamento diretto senza gara pubblica. Ecco, ancora una volta si scrive una pagina triste per la Sicilia. Respinge le accuse il presidente della regione Renato Schifani e prova a spegnere le polemiche invece il sindaco di Agrigento. Relativamente alle polemiche sul concerto del Volo, posso affermare che appaiono sterili e strumentali, alimentate da chi evidentemente non ha a cuore il bene e lo sviluppo della nostra terra e con ogni probabilità sono anche sollevate da meri fini elettorali. Invece di fare polemiche sarebbe opportuno infatti riconoscere l'altissimo valore culturale dell'evento in programma, che rappresenta un'occasione unica per la promozione turistica della Valle dei Templi, di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 e dell'intero territorio siciliano. Catania, multe fino a 20.000 euro a chi abbandona spazzatura per strada. Partirà dal quartiere di San Cristoforo la linea dura della Gema, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Oltre alle telecamere arriveranno nuovi cartelli con i divieti, ce ne parla Desiree Ferlito. Divieto di abbandono rifiuti e telecamera in bella vista. Più chiaro di così non si può. E poi multe da 1.000 a 20.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Qui siamo a San Cristoforo, a Catania, dove nella notte tra venerdì e sabato la Gema ha avviato un piano straordinario per rimuovere le microdiscariche e evitare i rischi per l'igiene. L'obiettivo è abituare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti. Le videocamere installate servono a ricordarlo costantemente. Le multe salatissime come ulteriore deterrente. Da notare che il conferimento in discarica dei rifiuti non differenziati costa alla comunità 380 euro a tonnellata, costo che grava sul calcolo della Tari, a Catania tra le più alte di tutta Italia. A incidere poi sull'immagine della nostra città le strade ancora sporche di cenere vulcanica. A 10 giorni dalle ultime missioni, molti quartieri sono ancora strapieni di terra. La Gema ha in programma un'altra settimana di pulizia straordinaria. Restiamo a Catania, parcheggi blu, un servizio utile ma è necessario, ma non sempre le colonnine per pagare il biglietto sono ben visibili o vicine allo stallo e così turisti e cittadini si trovano spaesati in cerca del cartello giallo "Paga qui". Orazio Longo. A volte c'è il cartello ma non c'è la colonnina. Altre volte, per contrappasso, c'è la colonnina ma non c'è il cartello. E quando ci sono entrambi sono un po' lontani da dove hai parcheggiato. Qui siamo in via San Giuliano, abbiamo appena parcheggiato la macchina, cerchiamo una colonnina dove poter pagare il biglietto. Dall'incrocio con via Ventimiglia fino a piazza Teatro Massimo non ci sono colonnine per pagare il biglietto blu. Il segnale poi lo ritroviamo all'inizio di via Coppola, ma la colonnina valla a cercare. Più avanti, oltre via Etnea, c'è da farsi una bella salita per raggiungere l'installazione in via Santa Maddalena e questa è via Manzoni, dove c'è una sola colonnina a inizio di strada. L'abbiamo trovata, adesso facciamo il biglietto e poi torniamo a dove abbiamo parcheggiato, cioè là sotto. Di esempi se ne potrebbero fare altri, ma non vuole essere una polemica. Va detto infatti che le colonnine funzionano, accettano regolarmente monete e anche carte di credito e sono anche abbastanza intuitive nel loro utilizzo. Quello che si vuole far notare è che di giorno per il caldo, di sera per la poca luce. A proposito, le strisce blu in molte zone sono quasi invisibili, del tutto cancellate. È capitato non raramente di vedere cittadini spaesati nel cercare la colonnina per pagare il parcheggio.
Forse sarebbe il caso di segnalarle meglio e magari di metterne qualcuna in più. Pagare per un servizio non è purtroppo sport nazionale, da nord a sud, e se manca pure l'incentivo della comodità, che sia Catania, Palermo, Trapani, Messina e chissà dove ancora, il rischio è di trovare auto parcheggiate così, giusto per togliersi il pensiero. Al carcere Ucciardone di Palermo un detenuto ha cercato di togliersi la vita provocandosi ferite gravi al collo e alle braccia. Sono stati gli agenti di guardia a prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale medico, salvando in extremis la vita del detenuto. Intanto, dopo il boom di presenze a Ferragosto, il flusso dei turisti non si esaurisce. Anche in quest'ultima settimana di agosto, prese d'assalto soprattutto le spiagge della costa ragusana e siracusana, complici le calde temperature e le bandiere blu e verdi del mare pulito. Veronica Barbarino. Ombrellone e lettini in riva al mare o in spiaggia libera con un telo sulla sabbia. Dopo il boom di presenze a Ferragosto, il trend non sembra placarsi. Complici le calde temperature e l'afa che non esitano ad abbassarsi. E anche nell'ultima settimana di Ferragosto le spiagge vengono prese d'assalto. Lungo la costa ragusana e siracusana, turisti autoctoni scelgono la sabbia dorata e le acque cristalline per rigenerarsi e godere degli ultimi giorni di vacanza prima del rientro in città. Ampia la scelta dei luoghi in cui rilassarsi nelle due province con il maggior numero di bandiere blu e verdi che sventolano sulle spiagge, testimonianza della qualità e della sicurezza del loro mare, ideale per le famiglie con bambini. Ma le vacanze per molti turisti ancora devono incominciare. In tendenza già negli anni passati è prevista in forte crescita per il 2024 la scelta di settembre come mese ideale per staccare la spina. Con il sole ancora alto e caldo, meno caos e tariffe più convenienti, il mese alle porte si afferma come una vera e propria alta stagione per il turismo. È tutto pronto a Sant'Alfio, dove stasera è in programma la 42esima targa d'argento castagno dei 100 cavalli, un riconoscimento che celebra la sicilianità nel mondo. Tra i premiati di quest'anno Francesco Moser, icona del ciclismo italiano. La serata sarà presentata da Adriana Volpe e Ruggero Sardo. Sempre questa sera per la musica a Marina di Modica, concerto di Edoardo Bennato. Con il suo rock travolgente interpreterà i suoi più grandi successi, ma anche i brani più recenti tratti dal nuovo album Non c'è. Sentiamo Simona Mazzone. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. 78 anni compiuti il mese scorso, di cui oltre 50 trascorsi sul palco a raccontare la storia del rock italiano. Sbarca questa sera a Marina di Modica all'Auditorium Mediterraneo Edoardo Bennato con la sua formazione storica B-Band. Musicista poliedrico da sempre sulla scena, tra brani storici e nuove canzoni tratte dal suo ultimo album Non c'è, che li farà immergere in una favola moderna. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vero soltanto a metà. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport, il calcio, con il Palermo già in crisi e il pareggio della prima del Catania. A tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, il Palermo è il secondo KO consecutivo. A Pisa non c'è storia, 2-0 per i nerazzurri e già crisi per i rosanero. Marco Gullà. 2 partite di campionato, 2 sconfitte, 0 punti, 3 reti subite e nessun gol fatto. Se non è un inizio drammatico, ci siamo comunque molto vicini. Il Palermo perde anche alla seconda gara di campionato all'Arena Garibaldi. Il Pisa vince meritatamente 2-0 e mette a nudo i limiti del nuovo Palermo, o forse verrebbe da dire del vecchio Palermo, perché la squadra, nonostante il cambio di guida tecnica e i nuovi innesti, è decisamente somigliante a quella della passata stagione. Il Palermo è sfilacciato, senza idee, con un gioco
gioco balbettante e con un attacco spuntato. Non poteva iniziare peggio il campionato dei siciliani. Anche ieri a Pisa il solito pasticcio difensivo ha regalato gol agli avversari. Il match si sblocca al sesto quando l'Eris vince il contrasto con Pierozzi e Crossa. Nedelciaru la mette incredibilmente nella sua porta. 1-0 Pisa. 4 minuti dopo subito chance per il raddoppio dei nerazzurri che colpiscono una traversa con Caracciolo. Il Palermo reagisce al 18° con Ranocchi a tiro dal limite dell'area dal 10 rosa che si spegne di poco a lato. Poi alla mezz'ora Di Francesco riesce goffamente ad anticipare Saric per quello che poteva essere il gol del pareggio. Ripresa dentro Vasic, Nedelciaru si fa male, entra anche Peda, Brunori va ad un passo dal gol del pareggio ma sempre fa un miracolo. Il Pisa gioca di rimessa e trova in contropiede il sigillo del 2-0 con Bonfanti, bravo e freddo sotto porta a battere Desplanche. Nel finale di match i rosaneri hanno un paio di occasioni per riaprirla ma Brunori ed Henry non riescono a segnare. Finisce 2-0, Palermo bocciato anche alla seconda e martedì nel turno infrasettimanale siciliani allo Zini contro la Cremonese. Esordio in campionato con un pareggio per il Catania, 0-0 a Potenza con il Sorrento, gruppo solido e approccio volitivo ma organico incompleto e spuntato. È necessario sbloccare il mercato in entrata. Marco Carli. Un punto di partenza. Il campionato del Catania si apre con lo 0-0 di Potenza contro il Sorrento e di quello che si è visto in campo c'è da essere soddisfatti. Come col Crotone, nonostante gli uomini contati, i rossazzurri hanno mostrato carattere e anche qualità. Hanno avuto un approccio, un atteggiamento giusto all'inizio di gara, potevamo sfruttare meglio un paio di situazioni che il primo tempo le avevamo create anche con qualità. Dovevamo mettere più energia, più cattiveria negli ultimi 16 metri, però per come siamo arrivati oggi la squadra ha dato il massimo. La partita si legge nel primo tempo volitivo con 3 occasioni costruite e nella ripresa di gestione anche di calo fisico, ma i rischi occorsi sono stati contenuti. Beters compie un solo intervento, seppur importante, su Musso. Non prendere gol è fondamentale, ci lavoriamo tanto sulla fase difensiva, quindi riusciamo a lavorare bene di reparto, essere forti sull'uomo, cercare di dare meno spazio possibile agli attaccanti. Adesso c'è la fase cruciale del mercato, paletti economici o meno, la squadra va completata. È normale che bisogna migliorare, fare qualcosa di diverso in questi 10 giorni, 7 giorni di mercato, che la situazione possa cambiare. Il sorriso c'è comunque, ma resta un sorriso a denti stretti. È importante anche il sorriso con cui si affronta questo momento. Negli ultimi 2 anni le prime due partite sono perse, le prime partite, quindi già aver fatto una prestazione del genere il sorriso viene da quello, non da altro. Bene, questa era l'ultima notizia, il TG finisce qua, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata, arrivederci.